Vi ricordate la vicenda relativa alla dichiarazione di non incompatibilità da parte del direttore dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, della quale non si trova traccia sul sito dell'azienda sanitaria? Bene, è arrivata una risposta da parte della Regione. Eccola, testualmente. Il direttore di Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, Luciano Flor, precisa che detta dichiarazione era prevista anche dal bando per il conferimento dell'incarico di direttore generale. Il contratto del nuovo incarico è stato siglato solo dopo che il direttore generale, dottor Carlo Bramezza, ha sottoscritto una nuova dichiarazione in tema di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della vigente normativa. Tale dichiarazione, datata 26 febbraio 2021, è conservata in atti presso la Regione Veneto. Bene che la dichiarazione esista e sia conservata in atti, come dice la nota diffusa nelle scorse ore, presso la Regione. Va ricordato, per inciso, che non abbiamo mai messo in dubbio l'esistenza di questo documento. Abbiamo solo chiesto perché non sia pubblicato sul sito dell'ULSS 7 Pedemontana assieme a quelli del direttore sanitario, del direttore amministrativo e dell'ex direttore dei servizi sociosanitari. Il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, che contiene appunto le disposizioni in materia di conferibilità e incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione, prevede all'articolo 20, comma 3, che le dichiarazioni siano pubblicate online, come quelle del DG dell'azienda padovana o dell'ULSS 7 trevigiana. Lo dice anche l'ANAC che il documento non è pubblicato. Quindi, posto il fatto che i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti, chiediamo ancora una volta perché la dichiarazione, pur conservata in atti e sottoscritta al momento del conferimento dell'incarico, non è mai stata pubblicata.